festa di auguri di Natale si chiude un anno, anche se sul campo ci saranno ancora 3 partite. Per te è stato un anno a metà fra Modena e Vercelli, che bilancio puoi fare? Ma diciamo che l'anno è iniziato bene, il Vercelli mi ricordo mi ha dato la possibilità di sganciare e di dimostrare quello da Modena. La prima partita contro il Novellino, per tanti motivi ho fatto più fatica. Speravo in questo inizio di stagione invece col Modena che fosse un po' più positivo per tutta la squadra, perché ho visto un bel gruppo, perché le potenziali già ci sono e di conseguenza insomma un po' un dispiacere vedere adesso dove siamo. Speriamo che il 2016 porti qualcosa di nuovo e di più positivo. Buono, c'è da salvare specialmente la Crotone, l'atteggiamento che è stato un po' in continuità rispetto alla bella vita del squadra. Sì, credo che comunque si stia dando continuità ad un certo lavoro, una certa mentalità e si possa vedere. Comunque si è andata a Crotone sotto la prima in classifica e credo che se fossimo rimasti negli scontri 11 sarebbe stato magari un po' diverso, poi non si sa mai nel calcio, però l'importante è l'atteggiamento giusto che ha avuto la squadra. Sei riconquistato spazio in queste ultime settimane, purtroppo hai dovuto lasciare il campo per l'espulsione di Cioni, che riempiva la squadra a Crotone. Il finale di 2015 ti aspetti per te e ovviamente anche per noi. Ma quelli purtroppo sono episodi, il mister deve fare delle scelte e giustamente doveva trovare un equilibrio nella squadra. Mi aspetto un finale di campionato spero scoppiettante per la squadra, ma anche magari di poter regalare qualche gioia ai tifosi del Modena che insomma spesso aspettano il mio gol.